quelli che vanno a scoprire tesori nascosti. Perché? Perché c'è una bella notizia. Durante i lavori di posa delle condotte elettriche di distribuzione nel rione Montegranaro a Taranto, lavori svolti con la sorveglianza archeologica, sono state rinvenute evidenze, leggo proprio dal posto del patrimonio subacqueo, riferibili al periodo greco in via Dalò, ma non solo, anche in via Dante, all'interno del cortile dell'Istituto Professionale Cabrini di Taranto. Si sta occupando di questo perché insomma adesso i lavori sono condotti dagli archeologi della loro cooperativa, la cooperativa è ETRA, e abbiamo con noi Riccardo Chiaradia in rappresentanza. Ciao Riccardo. Ciao Marina, buongiorno a tutti. Riccardo, che cosa state trovando all'interno del Cabrini? Siamo molto curiosi. Sì, sono durante, come giustamente dicevi tu, dal comunicato della soprintendenza, durante i lavori di posa delle condotte elettriche sono venute alla luce queste evidenze archeologiche riferibili alla città antica, soprattutto al periodo greco. Siamo possiamo dire già a cavallo tra il IV e il III secolo. Da una parte in via Alfieri ci troviamo di fronte a quella che noi archeologi chiamiamo una fossa di scarico, ovvero una fossa scavata per raccogliere una serie di rifiuti dell'epoca, rifiuti ceramici, che danno però per gli archeologi sono delle testimonianze molto importanti. Dall'altro lato in via Dante invece sono proprio le tombe, come siamo abituati noi a Taranto, insomma le conosciamo bene, le tombe di età proprio ellenistica. Riccardo, quanto sono importanti poi concretamente questi reperti e anche queste tombe che stiamo trovando? Perché a Taranto sappiamo che comunque abbiamo un grande patrimonio. Dove vai a scavare qualcosa la trovi sempre. In questo caso perché è così appunto importante? È importante innanzitutto perché conferma l'idea che abbiamo della città antica, ovvero conferma le ubicazioni dell'area di necropoli nella parte del quartiere di Italia Montegranaro, verso la parte della concattedrale di via Magna Grecia. Questo noi già lo conosciamo da molti anni, da quasi un secolo forse conosciamo questa sistemazione della città, però ovviamente dà ulteriore conferma e dà dei tasselli in più sulle datazioni relative per la raccolta dei reperti, per l'analisi anche dei reperti, e soprattutto è un tassello molto importante dell'archeologia preventiva, che appunto sancisce questo nuovo sviluppo dei lavori. I lavori pubblici seguono un percorso molto veloce che in passato difficilmente si incastrava con le esigenze della tutela del patrimonio archeologico. Adesso invece con questi nuovi accordi e con la direzione scientifica delle soprintendenze, in questo caso la soprintendenza territoriale di Taranto ovviamente come sempre è stata molto presente, noi ci confrontiamo giornalmente con loro, con la funzionaria Annalisa Biffino che ci segue sempre. È stato fatto un ottimo lavoro perché l'Enel ha subito recepito la necessità di approfondire. L'Enel posa linee elettriche, non fa scavi archeologici, però in questo caso, su suggerimento, su prescrizione più che suggerimento della soprintendenza, ha garantito l'approfondimento archeologico in modo che abbiamo raccolto tutti i dati possibili su quello che c'era al di sotto del livello stradale. Questo ci fa molto piacere perché significa proprio che è un cambio di paradigma, no? Rispetto a quando, parliamo di tanti anni fa per fortuna, era quasi un impiccio trovare durante altre cose fare poi degli scavi e tutto il resto. Speriamo, dici tu questo in 30 secondi, ma potrà nel medio termine tutto questo essere inserito in un percorso, cioè le potremo vedere queste tombe insieme a tutte le altre che già ci fate vedere in giro per la città? Allora guarda, le tombe ora sono due fosse normali scavate nella roccia, sono elementi strutturali che noi conosciamo benissimo, basti pensare ai siti archeologici di Taranto sotterranea, che adesso tra l'altro stanno andando in gara, quindi
basta guardare la grande area di necropoli di Via Marte, sì, dove c'è quella concentrazione appunto di tombe a fossa per capire cosa siamo davanti. Non so se verranno valorizzate queste due fosse, anche perché diciamo sono al centro di un parcheggio, quindi diciamo sarebbe un po' complesso. L'importante però che verranno valorizzati sicuramente i reperti, e che sicuramente ci sarà tutta un'azione da parte anche della sovrintendenza di divulgazione e di informazione dei cittadini, come già sta succedendo adesso. Infatti, perché, insomma, come vedete, in tempo reale quasi. Un comunicato stampa immediatamente, quindi sono molto pronti da questo punto di vista.